Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Appuntamento, scusate un piccolo inconveniente tecnico, un cordiale saluto ai nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento del mattino con infofriulitv.net con il nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca, intervento dei Vigili del Fuoco e della locale squadra comunale della Protezione Civile ieri sera verso le 23 all'interno del parco Pradulin a Cervignano del Friuli, dove stava bruciando una catasta di legna di circa 1000 metri cubi. Sono stati alcuni residenti della zona ad allertare i soccorsi dopo che nell'area si era diffuso quell'odore acre sprigionato dall'incendio. Dopo averlo spento si è proceduto alla bonifica e messa in sicurezza. Rilievi e indagini da parte dei carabinieri. Tutte le piste al momento sono battute per chiarirne le cause. Adesso andiamo a Udine per un'importante novità per quanto riguarda la protezione civile locale, perché è stato riconfermato per altri 3 anni Graziano Mestroni quale coordinatore comunale della protezione civile a Udine. Si tratta di un incarico gratuito che alla scadenza potrà essere rinnovato. Nella notizia il sindaco Pietro Fontanini, esprimendo sincero e profondo apprezzamento per l'impegno e la serietà di Mestroni, che continuerà a guidare le operazioni della protezione civile cittadina. Nei prossimi mesi Mestroni prenderà servizio nella nuova sede della Protezione Civile su un terreno delimitato da via del Partidor, piazzale del Commercio e via Marsala nel comune di Udine. E adesso importanti novità per quanto riguarda il territorio di Monfalcone, in particolare l'area marina. Ci spiega tutto il sindaco Anna Maria Cisin. Di questo progetto. È un bel progetto che abbiamo vinto, un progetto europeo che si chiama SASPAS. Oggi siamo tornati dal mare perché siamo andati ad ormeggiare le nostre barche in questo campo di boe ecologiche molto ben fatto e che consente per fortuna di poter non utilizzare l'ancora. Ecco, uno degli obiettivi che ha questo progetto è quello di riuscire a inserire queste boe ecologiche con una modalità anche molto avanzata, per cui all'interno c'è un filo tessile, diciamo un passaggio tessile che arriva fino non al corpo morto in cemento, ma a un'attrezzatura che viene inserita all'interno del fondale e che quindi non deturpa ulteriormente il fondale stesso e che consente a tutte le barche di poter stare in questo campo gratis, in questo campo di boe. L'altra parte del progetto, che vale circa 2 milioni e 2 e che noi stiamo portando avanti assieme ad esempio alle Isole Incoronate e ad altre realtà importanti, prevede, cosa che abbiamo già fatto, la piantumazione delle fanerogame, anche queste nelle zone antistanti il nostro litorale. Il campo di boe ecologiche è a 450 metri davanti Marina Nova, 450 metri di lato rispetto alla diga. Ecco, invito tutti a sperimentare questa modalità ecologica che consente di stare liberamente in mare senza l'utilizzo dell'ancora. Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento chiaramente nel pomeriggio per quanto riguarda l'altra pagina flash in audio video giornale, chiaramente tutte le news attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona mattinata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi.
Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.